Dalla parte del rapinatore, per lui i presenti fanno una colletta. È successo questa mattina a Porto Empedocle, nella filiale dell'ufficio postale di Via Roma. Lui, 51enne del luogo, padre di famiglia, disperato perché senza lavoro da ormai troppo tempo e con due figli a carico, si introduce all'interno dell'ufficio postale armato di taglierino e annuncia di voler compiere una rapina. Ma non ha convinto nessuno, forse neanche se stesso, né fatto paura alle persone che in quel momento si trovavano all'interno dello stabile. I presenti sono infatti riusciti a calmarlo ed inteneriti dal tragico disagio economico dell'uomo hanno iniziato a fare una colletta per lui, fino all'arrivo delle forze dell'ordine che intanto erano state chiamate, erano infatti stati raccolti un centinaio di euro. Agli agenti l'uomo ha poi raccontato di aver agito in un momento di disperazione, proprio per la mancanza di un lavoro. Considerato che il 51enne non aveva usato violenza né minacciato il cassiere e i clienti, i poliziotti lo hanno portato in commissariato, diretto dal vicequestore aggiunto Cesare Castelli, dove l'empedoclino è stato denunciato solo per violenza privata.